E buongiorno, ma quanta emozione! Mi siete mancati tantissimo. Bentrovati su Io Compro Siciliano Live da Eliane Vetta. Voglio iniziare salutando Cristina Ruffino, ormai lo saprete, lo avrete scoperto, in questo mese ci alterneremo alla conduzione e quindi un po' da Catania, un po' da Palermo, potremo come sempre a raccontare il meglio del Made in Sicily. Ci tengo a salutare in apertura anche Nicolò Acquisto in regia, che ritrovo con immenso piacere. E guarda caso, ora dico io, me l'hanno fatto apposta, mi fanno rientrare di venerdì nel giorno di letto e sottoscritto, c'è sempre lui dopo un mese, c'è Gio Lupo, controlliamo. Sì, sì, io non mi sono staccato, è un mese che sto qui in attesa che tu ti ricolleghi, sappilo, quindi... Ma scusami, allora Giorgio, buongiorno, ben arrivato, però mettiamo un po' in chiaro le cose. Io ti ho lasciato con una libreria alle tue spalle sulla quale campeggiavano le copertine dei libri di tutti gli ospiti di letto e sottoscritto. Adesso non vedo libri. Niente, no, nel frattempo mi sono trasferita a mare, non ti faccio vedere dove sono perché l'ho già fatto venerdì scorso, non vorrei che... Ecco perché oggi... Cristina mi ha detto prenditelo tu, Lupo, per favore. Ma infatti io ho detto a Cristina, io avrò il meglio di voi due e voi il peggio di me, perché non ho un sostituto, per cui mi dispiace per voi, ma io alternerò un venerdì uno, un venerdì l'altro, insomma, prendendo il meglio. Poi posso tutt'al più cambiare, metto gli occhiali, me li tolgo, insomma, posso fare un po'... cambio un po' personalità ogni venerdì, questo al fammi massimo. Capire, tu al 4 di giugno sei già in vacanza, quindi? No, sono in smart working, quindi... Si dice così oggi. Ora il fatto di essere fortunato e avere una casa che ha una terrazza non è una colpa, è una sì, che è una colpa. Se possibilità. non inviti è una colpa. Vabbè, andiamo a noi. Invitiamo il primo ospite qui in collegamento, perché questa storia non andrebbe a finire bene. Andrebbe a finire in clima giallo, che capisco in quel clima e ti poi ci la trovi vittima bene, la vittima mi sa che sarei io ed evitiamo di continuare, esatto. E poi, sai, ti ricordi come si faceva quando dice chi è l'assassino? Ti ricordi il giochino che si faceva? Sì, Okay. quello... Quindi andrebbe a finire in questo modo. Ma passiamo ai nostri ospiti, dai. Con chi iniziamo? Allora, iniziamo con François Morlupi e poi nella seconda parte con Marti Rua. Ciao François. Salve, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ciao, Elena, François. ti confermo che nel mio prossimo libro una vittima sarà una persona che lavora in smart working su un terrazzo assolato. Ma io in verità dietro è uno schermo finto, non è tutto finto. Ah, ok, allora vabbè, allora si salvo, dai Giorgio. Ma guarda che anche io nei miei libri potrei farti fare una brutta fine anche io nei miei libri, non ti conviene. Certo, contraccambi, cioè, mi sembra François, anche la tua di atmosfera non mi sembra proprio male. Dove sei? Io sono a un parco il parco di Villa Borghese. Infatti si vedeva quest'altra bellissima atmosfera. E comunque Giorgio, si capisce che il tuo dietro non è un wall perché sei nero per la quantità di luce naturale col sole che spacca le pietre siciliane intorno a te, quindi ti vediamo scurissimo, per cui non provare ad inventare e piuttosto per favore raccontaci qualcosa di François. Ecco, esatto, cambiamo argomento finalmente. Allora, François è un caro amico, abbiamo fatto amicizia grazie, come sempre accade, alla lettura, lui del mio testo e io del suo, quindi sono diventati amici prima i personaggi e poi noi di fatto. Allora, François è autore di questo bellissimo giallo, Come Delfini tra Pescecani, edito Salani, che sta veramente andando molto molto bene, più volte nella top 20 classifica nazionale. Ha creato un mondo fatto di personaggi particolari che si stanno facendo amare molto. Mi piacerebbe proprio chiedere a François di presentarci un po' questa squadra tipica che ha messo su e che sta veramente, e che in questo libro secondo me ha dato veramente il meglio di sé. Sì, allora sono 5 poliziotti, questi 5 protagonisti di questo quartiere che si chiama Monteverde, dunque vicino al centro storico di Roma. Sono dei poliziotti assolutamente ordinari, comuni, né bianchi né neri, ma grigi, non sono dei supereroi, hanno molte sfaccettature
e soprattutto hanno tante qualità ma altrettanti difetti, e questo mi piace molto sottolinearlo, perché li chiamo perfetti nella loro imperfezione, secondo me. Poi non so se Giorgio sarà d'accordo, però io li definirei così. E sicuramente abbiamo come primo protagonista il commissario Ansaldi, Biagio Maria Ansaldi, che appunto ha superato la cinquantina, ha un girovita molto abbondante, soffre di attacchi di panico, di attacchi d'ansia e di un'ipocondria feroce che lo attanagliano ogni mattina quando si sveglia. E lui trova rifugio nell'arte, l'unica sua oasi di felicità, e Ansaldi rappresenta per me, è un personaggio a cui tengo molto perché rappresenta per me l'elogio un po' della fragilità, ovvero va completamente, lui non disdegna di essere umano, di piangere e di mostrare tutte le sue debolezze, di essere reale in tutti i sensi, e in questo va molto controcorrente in confronto al messaggio che la nostra società tenta sempre di veicolare, no? Quella dell'uomo perfetto, sia fisicamente sia mentalmente. Ansaldi non è così e soprattutto non se ne vergogna. E lui comunque, malgrado insomma quest'ansia feroce, dirige con mano ferma il commissariato, da cui dipendono altri 4 protagonisti, e mi piace anche sottolineare come abbia una sensibilità diversa, e grazie anche a questa sensibilità non solo riesce ad arrivare a casa veramente sano e salvo, perché lui ogni volta che chiude la porta di casa, oltre a non ricordarsi se ha chiuso o meno, e dunque torna 4-5 volte per verificare se ha chiuso, teme veramente per la propria vita, non per il lavoro che fa, ma proprio per una questione di ipocondria, ha paura di tutto, e non solo lui riesce dunque a arrivare sano e salvo a casa, ma anche a offrire alla società comunque una sensibilità, un tocco di umanità diversa, e questo mi piace molto sottolinearlo, perché è probabilmente il personaggio a cui sono più legato. Poi abbiamo il vice ispettore Eugenie Loi, una donna italo-francese, anche lei ha un disturbo, nel senso che non è una persona molto molto introversa, non riesce a dimostrare empatia nei confronti degli altri, non riesce ad esternare i propri sentimenti, e di questo ovviamente ne soffre molto, è considerata dagli altri una portatrice sana di disperazione, e anche lei trova rifugio questa volta nella letteratura francese, nella sua piccola oasi di felicità. Per fortuna gli altri 3 sono, tra virgolette, un po' più meno problematici, diciamo. Abbiamo William Leoncini, un ragazzo adottato di colore che ha questa passione particolare per la seconda guerra mondiale, un tombeur de femme, un Latin lover. Poi abbiamo Roberto Di Chiara, un classico bambacione alla romana, romano, romanista, amante del calcetto, della pizza e del cinema coreano, sottotitolato. E infine abbiamo l'ultima arrivata, Eliana Lerami, bella, bionda, fresca d'accademia, e che ha un solo obiettivo, quello di diventare commissaria a tutti i costi, e malgrado la sua età quasi trentenne vive ancora con i genitori, perché rappresenta un po', no? Purtroppo lo stato dei ragazzi giovani italiani che sono ancora costretti a una certa età di vivere con i propri genitori, i propri nonni, visto le difficoltà che affrontiamo. Una cosa, hai detto giustamente, tra le varie cose, uno dei tuoi personaggi che è appassionato di calcetto, e mi viene da sorridere perché François mette delle improbabili sintesi sportive delle sue performance a calcetto, che sono mondiali, sì. Lo fa su Facebook. Ma di François diciamo, o del commissario? No, proprio di François, Okay. che so che avete fatto un filotto straordinario di 3 vittorie consecutive, mai avvenuto. 4 vittorie consecutive, mai avvenuto nella storia Secondo me, da quando gioco. Io di solito di norma gioco a calcetto 50 volte l'anno e calcolo circa un 46-47 sconfitte su 50. Dal ritorno, insomma, da quando siamo entrati in zona gialla, 4 vittorie di seguito, filotto. sì. Che dire? Ma io sono diventati scarsi gli altri, non noi. Io Non siamo un'idea me la migliorati. sono fatta, perché loro Qual comunque è la erano tua, già, Giorgio? che la loro squadra era già sovrappeso e fuori forma. Gli Esatto. altri durante il lockdown lo sono diventati a loro volta. Sicuramente. E loro hanno più esperienza nel giocare essendo fuori forma. Quindi Assolutamente sì. E dunque su quel terreno siamo imbattibili. Bravo, esatto. Secondo me avete fatto quello che la squadra di Ansaldi fa nel tuo libro. Avete messo insieme le vostre fragilità, tra virgolette, e siete diventati dei vincenti, no? Sì, Quindi dei non è delfini in mezzo a Pescecani, un gruppo Esatto. coeso, compatto, che tenta, malgrado tutti e tutto, di andare avanti e di rialzarsi dopo ogni caduta.
E poi un'altra cosa, io so che hai prestato un po' delle tue tante manie o passioni ai tuoi personaggi, tra cui, se Certo, non erro, anche la passione per il cinema coreano. È corretto? sottotitolato, Ecco, siccome una cosa rigorosamente. che... Se no sarebbero problemi. certo, siccome è una cosa di una particolarità unica, ci dici due parole di questo Ma pezzo di mondo che io non conosco per Ma niente. guarda, semplicemente perché ero stufo, un po' come nel mondo della letteratura, quando leggo dei libri in cui i protagonisti sono dei supereroi. Ero stufo anche un po' di questo cinema portato all'eccesso da parte di Hollywood. Ora non vuole essere una critica, non sono un cinefilo, però ero stufo di questi personaggi fatti con l'accetta, bidimensionali, soltanto bianchi o neri, mentre invece ho trovato nel cinema asiatico questa via di mezzo, no? Questo grigio, questi commissari che però al tempo stesso sono imperfetti, questi ladri che però anche loro hanno delle qualità, e questo mi è piaciuto molto e da lì è diventato un po' una passione, anzi è diventato una passione a tutti gli effetti. Può essere anche un consiglio per noi, potremmo anche trarre spunto per poi tra un libro e l'altro metterci anche dentro un po' di Certo, cinema coreano. Perché no? assolutamente Perché no? sì. E allora, l'ultima cosa, stai lavorando sul continuo? A che punto sei? Ci stai lavorando? Progetti? Beh, Cosa ci aspetti? sì, penso che ci lavorerò. Comunque, come Delfini tra Pescecani sta andando molto bene, come hai sottolineato te, è da un mese che è in classifica nella top 20 nella narrativa italiana più venduti, dunque sicuramente sta andando bene, e c'è comunque l'idea di un progetto di serialità, no? Di una squadra che comunque subirà un'evoluzione, un'involuzione, poi dipenderà praticamente da loro, non da me, perché alla fine quando io scrivo sono loro che poi decidono cosa vogliono fare, dunque Certo. c'è quest'idea comunque di una continuità. Mhm. E il mondo di Tor di Quinto che hai sviluppato, quanto sembra come se tu l'avessi conosciuto dal di dentro questo mondo qua. È quell'esperienza del calcetto che hai fatto oppure Sì, hai no, è avuto altri... l'esperienza di tanti anni di sport amatoriale, dunque di scene veramente antropologicamente molto interessanti, Sì, sì, sì. quasi verdoniane a un certo punto. Dunque ho voluto descrivere comunque quello che viviamo noi quotidianamente, quando noi abbiamo sottolineato bene i 5 protagonisti, però c'è un sesto protagonista, no? Che è Roma a tutti gli Certo, effetti, dunque la città di assolutamente. Roma con tutti i suoi Tra l'altro problemi. Tra l'altro Monteverde anche, che è Sì, certo, che è un un quartiere, sì, quartiere sì. che è un po' un punto di vista diverso di Roma, no? Sì, Non è certo, la Roma da no, non è il cartolina, quartiere, come posso dire, conosciuto dai turisti, è un quartiere sì. villaggio, come tutti i quartieri caratteristici di Roma, che sta in una campana di vetro, molto tranquillo, molto familiare, residenziale, e ovviamente ho voluto spezzare un po' questa armonia, mettendo delle indagini appunto difficili, complicate, molto, molto noir. Mhm. Perfetto, Noi ti dai. ringraziamo, Francia, per averci portato nel tuo mondo, per averci portato all'interno di come Delfini tra Pesciani e per averci portato un po' anche a Roma. Ecco, c'è stato anche questo Certo, scambio tra Roma e il mare intorno a Giorgio Lupo, che non vediamo perché fa finta di È volercelo nascondere. la pianta di Eliana, E triste la sulla pianta di parete Eliana è la bianca. stessa, parete bianca esatto. e pianta. Grazie ancora, Vi Francia Berlupi, ringrazio, per essere Grazie stato grazie a qui a voi, François, Compro Sicilia alla Live. prossima, alla grazie. prossima. Ciao ciao. Noi adesso vi ricordiamo come sempre che su www.iocomprosiciliano.com potete trovare sempre il meglio del Made in Sicily. E torniamo immediatamente, Giorgio, perché dobbiamo dare subito spazio a un altro ospite. Sì, sì, facciamo entrare Martin Rua. Martin Rua, Benvenuto ciao Martin. Martin, ben Buongiorno. arrivato. Sentite per caso un rumore di sottofondo strano? Sì, stanno ristrutturando, con il bonus stanno ristrutturando tutti dappertutto, quindi siamo abituati ovunque, Non so credo. se dà fastidio tanto da non poter parlare, No, puoi no? parlare, vai. Ah, meno male, meno male. Allora, Ma Martin c'è anche un è interno di questa casa o c'è solo la terrazza, per capire? No, io in verità vivo fuori, all'aria aperta, quindi Ok. non c'è... Attende ai reumatismi, c'hai una certa ormai. Comunque vai Guarda e che ancora, procediamo con vabbè, l'intervista.
Vabbè, ecco, esatto, se no stiamo qua a spotterci per i prossimi 40 minuti, non è il caso. Allora, Martin è un'altra delle mie piacevoli scoperte, non che l'abbia scoperto io, ci mancherebbe altro, nel senso che è uno straordinario scrittore che io non conoscevo come lettore. L'ho scoperto leggendo Il cacciatore di Tarante, che è qua, e è come tutti gli scrittori, bravo, come tutti gli scrittori che io poi amo. Cosa ho fatto, Eliana, che tu dovresti saperlo? Lo stalker. Brava, cioè ormai è risaputo. Tanto è vero che ieri, Facciamocela raccontare da Martin questa cosa. Ieri, Martin ti ha scritto, ieri. poi stalker. Beh, intanto di nuovo buongiorno, e vorrei essere il camino alle spalle di Giorgio perché la vista è magnifica dalla terrazza. Sì, mi ha contattato e mi ha proposto questa piacevole chiacchierata e devo dire sono lusingato, perché comunque essere cercati è sempre un piacere, poi da, diciamo, colleghi ancora più gratificante. E poi, ultimo ma non ultimo, non è un salamelecco, essere invitati dalla Sicilia per me è una cosa meravigliosa, perché la ritengo una mia seconda patria, insomma. Tra l'altro Martin ha come nel profilo di Facebook come sottotitolo Terrone, che è, cioè, fantastico per chi viene intervistato a Io Compro Siciliano. E in più, così introduciamo il suo bellissimo libro, è stato capace di fare una cosa che a me sarebbe piaciuto scrivere, ma ormai l'hai scritta tu e quindi sono fregato perché non la potrò scrivere mai più, è il poter raccontare gli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, avendo però un punto di vista che non è quello stereotipato anche da Favoletta che ci hanno un po' propinato, ma mostrando un'Unità d'Italia figlia di un grosso conflitto. E lo fai, Martin, attraverso un escamotage letterario bellissimo, che è mettere a confronto due mondi attraverso due personaggi fortissimi, che sono Dell'Olmo, questo ispettore di pubblica sicurezza piemontesissimo e moderatamente razzista, come tu hai scritto, e Carlo Caracciolo di Sangro, che è invece napoletano, grandissimo medico, grandissima figura, ovviamente richiama la cappella di San Severo, Raimondo de Sangro. Quindi volevo che ci introducessi in questo tuo mondo che, dico subito, difficilissimo da sintetizzare in 10 minuti, perché in questo libro ci sono una serie di piani narrativi, geografici, storici, tutti miscelati in una maniera bellissima. Non si distingue il singolo ingrediente, ma tutto dà veramente un sapore al libro veramente fuori dal comune dal mio punto di vista. Te l'ho scritto ieri sera stalkerizzandoti, te lo ribadisco. Allora, lascio la parola a te, Martin, raccontaci un po' questo mondo. Allora, sì, ti ringrazio soprattutto per i complimenti. In realtà io volevo far litigare uno juventino e un napoletano, questo era l'intento. Però non ci vuole molto, basta venderli vicini. No, hai ragione, Eliana, però volevo farlo in maniera un po' più sofisticata e quindi ho inventato questi due personaggi, questo torinese e questo napoletano, che si incontrano su un altro campo che non sia quello del calcio, appunto. Beh, scherzi a parte, mi interessava soprattutto raccontare il tarantismo, questo fenomeno ormai scomparso e che conosciamo più che altro soltanto grazie ai balli, alla Notte della Taranta che si organizza ogni anno in Salento, e che è diventato un fenomeno, diciamo, turistico, ma che ha un'origine molto molto seria. Il tarantismo era un fenomeno, un sistema di pensiero, in particolare delle popolazioni rurali del Salento, che prevedeva una sorta di terapia che passava attraverso la musica e il ballo per coloro che erano affetti da forme di depressione che loro interpretavano come avvelenamenti da insetti o da serpenti, appunto le tarante. Era quindi una condizione di grande disagio, soprattutto di queste popolazioni rurali, e in particolare delle donne, che erano ovviamente le più colpite, le più vessate da una società maschilista, e dunque che loro si ponevano in modo come se appunto il loro disagio non fosse mentale, psicologico, ma che fosse fisico, dovuto appunto a questi morsi. Mi piaceva indagare in questo mondo,
mi ha affascinato sin dall'università, e quindi ho ideato questa trama poliziesca, perché questi due personaggi così diversi, ma costretti a collaborare, andassero a indagare in questo mondo, tra virgolette, fantastico del tarantismo, scendendo nelle viscere della terra, in un certo senso, simbolicamente, ma anche fisicamente. Per farlo per quanto mi riguarda, ho dovuto ideare la storia, immaginare la storia ambientata in quell'epoca, non soltanto perché mi interessava il discorso di diciamo, scontro ancora in atto tra nord e sud a 10 anni dall'unità d'Italia, ma perché in quell'epoca, nel 1870, fondamentalmente il tarantismo esisteva ancora, stava lanciando i suoi ultimi urli, ma esisteva ancora. Il testo più indicativo per lo studio del tarantismo è quello di Ernesto De Martino, antropologo napoletano, scritto però tra il 1959 e il 1961, in un periodo in cui il tarantismo era praticamente morente. E dunque io ho voluto rappresentare il tarantismo in un momento in cui fosse ancora effettivamente vivo tra quelle popolazioni. Tra l'altro, sì, lo hai accennato, dandogli lo spessore che aveva e che agli occhi di un non meridionale, spesse volte certe espressioni folcloriche siciliane vengono rubricate come tali. Invece spesso dietro è qualcosa di molto più ancestrale, di molto più attinente alla filosofia stessa del popolo che ha creato quei riti. Il tarantismo, proprio c'è un passaggio in cui lo chiarisci bene a Dell'Olmo e attraverso Dell'Olmo a chi lo conosce poco, no? Arrivi, Martin, tu a questo bellissimo libro, ma dopo un percorso del tutto eterodosso. Cioè, se tutti facessero come te, stavi dicendo qualcosa No, vai, ti prego. Perché eterodosso? Perché lui è tutto quello che sembrerebbe non potersi fare per arrivare ad avere successo, lui lo ha fatto ed ha avuto successo, però io direi di non replicare. Nel senso che lui è partito con self-publishing pazzesco, che ha, se ricordo bene, sei arrivato a vendere 16.000 copie in self-publishing. È corretta la cifra o una reminiscenza sì. di... No, forse anche di più. Non è replicabile perché le cose sono cambiate, quindi in realtà io ho pubblicato il mio primissimo romanzo in maniera assolutamente tradizionale, tra l'altro con un editore siciliano, Mauro Bonanno, che saluto, un carissimo amico. Bene. Ma ero ancora sconosciuto e quindi diciamo, ha avuto l'eco che ha avuto, ma fino a un certo punto. Poi ho deciso di fare questo salto nel self-publishing in un momento in cui però nasceva il self-publishing in Italia. C'erano pochi. Eravamo pochissimi e quindi diciamo mi è andata bene perché comunque le storie sono risultate interessanti, così interessanti che le case editrici faticavano a raggiungermi. Io non è che non ho bisogno di particolare autoesaltazione, perché questa cosa è vera, e faticavano a raggiungere questo romanzo che era in classifica per settimane. Poi a un certo punto uno di questi editori ha pensato bene di fare il salto, di contattarmi. Io sono stato contattato da Newton Compton e non il contrario, perché appunto questa roba non era possibile, e quindi ho iniziato pubblicando con Newton Compton sei tra l'altro era stata la tua scelta quella di autopubblicarti o ci avevi provato e poi hai detto ok, vabbè, allora mi autopubblico? In realtà ci avevo provato poco, era un periodo in cui non stavo particolarmente inseguendo editori, avevo questo romanzo pronto e tra virgolette curato bene, perché comunque non era passato per il vaglio di un grande editor, che è una cosa che assolutamente non si fa, di pubblicare senza avere l'editor che ti supporta, e quindi piuttosto che andare a caccia di un editore, che è la cosa migliore che si possa fare assolutamente, dissi ma sai che c'è, proviamoci, visto che c'è questa nuova possibilità. Era nato da poco Amazon Self-Publishing e quindi ho detto vabbè, proviamoci. Senza troppa... E hai fatto la cosa che il destino voleva facessi, visto come sono andate le cose. Noi siamo felicissimi di aver potuto raccontare anche questa parte della storia quest'oggi qui.
all'interno di Io Compro Siciliano Live. Quindi Martin, ti ringraziamo infinitamente per essere stato con Grazie noi. Martine. Tra l'altro Grazie a Martin voi. è stato anche pubblicato all'estero, quindi mercato anglosassone, spagnolo, perché avevamo dimenticato di dirlo, latinoamericano, quindi veramente un bel attestato di stima. Bravo, bravo, Grazie, bravo. grazie. Ciao. Ciao Siamo Martin, è arrivati alla uscito così. fine? Sì, Siamo siamo arrivati alla arrivati alla fine, doveva fine, siamo in accadere. ritardissimo. Io ti lascio, ti abbandono per qualche settimana e poi scopro che oltre a tutti questi ospiti favolosi che trovi sempre per letto e sottoscritto, anche tu piano piano che mi combini? Ho sentito parlare di Giallo Mondadori, cos'è questa storia? Sì, è una notizia durante, vedi, mentre non c'eri tu è arrivata questa notizia, non so se è un caso oppure no, comunque a ogni modo ad agosto Placido Tellurico, che è il personaggio protagonista della Trama del Polpo, uscirà in appendice su Giallo Mondadori con un racconto inedito, per cui un primo passo di Placido, insomma, in una casa editrice. Dico, Giallo Mondadori, non c'è bisogno che la presento, la conoscono tutti, insomma è un po' una È cosa tutto che mi fa... merito di Placido Tellurico, non di Giorgio E Lupo, questo, comunque ma ci questo è tengo a chiarissimo, sottolinearlo. questo è Ok. ovvio, questo è ovvio. Complimenti Giorgio per Grazie questo Eliana, bellissimo traguardo. grazie, Grazie ancora per quest'oggi, grazie a tutti voi per averci seguiti. Letto e sottoscritto grazie a ritorna tutti. venerdì prossimo. Io compro Siciliano Live invece puntualissimo lunedì a partire dalle 12. Ciao, buon fine Ciao, ciao, settimana. ciao a tutti. Hey.